diceva una volta, vi dà le basi e senza le basi scordatevi le altezze. Va bene? Chiusa parentesi. Io mi occupo di comunicazione di massa, in particolare di cinema e di pubblicità. Oggi è un giorno importante per i rapisardi e ringraziamo l'Accademia delle Belle Arti di Catania e qui la presente professoressa Cazzia di averci onorato per poter far sì che i nostri ragazzi, comodamente, possano aver avuto un incontro sia il classico che il liceo artistico per un orientamento nella scelta futura. Cosa posso dire? Avere l'Accademia nella sua più ampia rappresentazione significa che il liceo classico ed artistico di Paternò è stato veramente battezzato per poterci, diciamo, dichiarare che il liceo artistico sta volando in alto. E quindi cosa devo dire? Grazie per la vostra presenza e per averci qualificato ancora di più. Per noi è stato un onore essere presenti, vi ringrazio a voi per la vostra ospitalità, è stata una bella giornata, per la vostra accoglienza, siamo contenti che abbiamo potuto dialogare con i ragazzi, presentare il nostro corso e per noi, essendo un'accademia che lavora del territorio di Catania, per cui noi è importante anche essere venuti da voi, aver presentato i nostri corsi ai vostri ragazzi che hanno partecipato con interesse, sono stati molto entusiasti e per noi insomma è stato un grande onore essere presenti e aver potuto dialogare e incontrare i ragazzi. L'Accademia di Belle Arti è presente nel territorio di Catania, è un'istituzione molto importante di cui io mi pregio di fare parte e quindi per noi è importante il dialogo, insomma, essere presenti anche nella scuola dove i ragazzi studiano, così essere noi che ci presentiamo a loro, ci facciamo conoscere, così come noi siamo contenti li aspettiamo con piacere giorno 12 per il nostro giornata dell'orientamento e quindi aspettiamo tutti i ragazzi che saranno dove noi illustreremo, insomma, vi faremo conoscere i nostri laboratori, le nostre aule e tutti i ragazzi che fanno parte dei nostri corsi che insomma avranno questo piacere di dialogare con loro e tutti i nostri docenti conosceranno insomma i nostri, speriamo, i nostri futuri allievi. Per noi è stato veramente un piacere vi ringrazio particolarmente per la vostra accoglienza, è stata molto calorosa. Grazie.